Continuano gli incontri di Articolo 1 MDP, dopo D'Alema oggi c'è Bersani. Ecco, facciamo un po' una sintesi di questo periodo di Articolo 1, come è nato, quali obiettivi pensate di raggiungere? Intanto sviluppiamo incontri, dibattito politico, che ce n'è tanto bisogno. Ci serve anche per veicolare un messaggio politico, cioè che la sinistra deve tornare a essere la sinistra, cioè a fare il suo mestiere di difesa dei più deboli, di lotta alle disuguaglianze, di quelle forze cioè che si preoccupano che ci sia uno Stato che includa e non escluda persone, come purtroppo sta avvenendo in questi tempi con circa 11 milioni di famiglie che si stima siano scese sotto il livello di povertà. È qualcosa di inaudito, mai successo nel nostro paese, e quindi ci preoccupiamo di svolgere un lavoro in questo senso. Ecco, sul territorio state avendo tante adesioni, non ultima quella del consigliere comunale Angela Galvano, ma anche tanti. Qual è in provincia l'attuale stato di salute dell'Articolo 1? Le adesioni sono tante, quella di Angela Galvano è l'ultima, oltre ad essere una delle più attese, consigliere comunale, capogruppo del PD al Consiglio Comunale di Agrigento, quindi appartenente a una famiglia della sinistra agrigentina, quindi agrigentina e raffaellese, quindi considero questa adesione un'adesione emblematica, molto significativa, ma ne abbiamo tantissime di giovani che si avvicinano, giovani dirigenti di associazioni importanti anche come l'Arci, che abbiamo avuto a Raffadali, a Favara, a Porto Empedocle e in altre parti della provincia, soprattutto a Sciacca dopo le elezioni amministrative. Stiamo facendo un buon lavoro e troviamo tanto riscontro in giro nella nostra provincia e speriamo di continuare così.